Buonasera, è venerdì 26 giugno, sono le 21:01, eccoci l'appuntamento del venerdì con 4 domande A sulla pagina Facebook Economia Forte e Futuro Migliore, l'appuntamento che presenta le realtà produttive del nostro territorio. Questa sera è una realtà produttiva da un senso lato perché utilizza, adesso te lo faremo raccontare meglio dalla dottoressa Giamaica Conti, puntiamo tutto sulla nutrizione, una nutrizione sana e corretta. Però, visto che l'argomento è meglio lasciarlo parlare a chi se ne intende, io introduco la dottoressa Giamaica Conti con un buonasera e benvenuta a 4 domande A. Buonasera dottoressa. Mi sente? Pronto? Abbiamo problemi sul collegamento. Buonasera a tutti. Eccoci qua. La sento molto bene. Sì. Mi sente? Molto bene. Sì, assolutamente, però la vedo. Perfetto. Adesso vedo e sento. Ok, la tecnologia, anche perché in questo momento lei si trova non molto vicino, non trova tra quale regione, ma comunque ci siamo collegati. Allora, l'ho detto, biologa nutrizionista, mi scuso se non l'ho presentata correttamente, ma per me da profano mi viene da dire che non è solo una biologa, ma non è solo una nutrizionista, potrei dire una persona che insegna a mangiare naturale. Mi perdoni l'ignoranza. Ci spieghi lei cos'è il suo titolo di studio? Allora, partiamo dalla parte legata a quello che ci dice di fare l'Ordine Nazionale Biologi. Allora, il mio curriculum è sicuramente quello di una biologa, ma sono abilitata a fare la nutrizionista. Come si diventa nutrizionisti? L'Ordine Nazionale Biologi prevede appunto il conseguimento di una laurea in biologia e sono stati abilitati anche i biotecnologi, purché facciano e concorrano all'esame di Stato per iscriversi all'Ordine Nazionale Biologi, una volta superato ovviamente l'esame di Stato. Io ho una laurea triennale che è abilitante alla professione in biologia della nutrizione. Poi ci sono le scienze della nutrizione che possono essere lauree abilitanti, e poi io ho conseguito una laurea specialistica invece in scienze biomolecolari e biofunzionali. Le ho conseguite entrambe, sia la triennale che la specialistica, all'Università degli Studi di Camerino. Dopodiché mi sono dedicata un po' di più alla ricerca piuttosto che alla nutrizione nei primi anni appunto della mia carriera, e ho conseguito il dottorato di ricerca all'Università degli Studi di Verona in nanotecnologie e nanomateriali per applicazioni biomediche. Sono poi tornata sui miei passi, appunto avendo una laurea abilitante come nutrizionista in biologo della nutrizione. Prevede l'iscrizione appunto all'Ordine Nazionale Biologi per esercitare, e è prevista anche l'iscrizione all'Ente Nazionale di Previdenza Biologi. Ci sono poi dei corsi post laurea che invece danno il titolo di dietista, che possono essere appunto dei master. Ci sono dei master in nutrizione umana, e c'è in realtà una leggerissima differenza tra la nutrizionista e la dietista. In realtà i curricula di studio sono molto molto simili. Poi sì, quello che si fa è la promozione di uno stile di vita alimentare diciamo tra virgolette corretto. In realtà è un'educazione alimentare quella che proponiamo noi, perché a volte non c'è tantissimo da correggere nello stile di vita delle persone. I nostri pazienti devono dedicare un po' più di tempo a se stessi. La nostra mission, mia e dei miei colleghi, che siano dietiste o che siano medici, laureati in medicina, invece diverso il percorso dei dietologi, è quella di riportare un po' alla nutrizione tradizionale, tra virgolette. La modernità, i tempi che corrono, i tempi stretti, hanno un po' stravolto quello che è il nostro
meccanismo di nutrizione, no? I nostri orari, le nostre abitudini, le nostre scelte anche variano in base a come variano le mode, i mercati, e allora si tende di unire un po' il tutto affinché venga sempre promosso il benessere, venga sempre promossa la salute, venga sempre promosso anche l'amore per se stessi, che molto spesso è la causa primaria del sovrappeso, dell'obesità, una trascuratezza di quello che si mette a tavola e la trascuratezza anche di se stessi. Quindi abbiamo capito tutti, visto il suo curriculum, che di lei possiamo tranquillamente fidarci, visto tutte le sue esperienze. Allora, l'Ordine Nazionale Biologi ovviamente garantisce la preparazione anche con dei corsi online, offline, cioè di persona. Adesso durante il periodo di quarantena ha offerto tantissima formazione, quindi quello che è importante per me o per i miei colleghi è aggiornarsi, formarsi. Io non giudico mai i percorsi degli altri, parlo di quello che faccio io. Io lavoro sul personalizzato. Lavorare con le diete personalizzate o con i piani alimentari personalizzati richiede una preparazione notevole, un saper interpretare quello che è lo stato di salute del paziente che ti appare davanti, il sapere interpretare degli esami ematochimici, il sapere interpretare quello che lui mi racconta, perché quello che faccio è un colloquio preliminare anche piuttosto lungo, in cui cerco di conoscere il più possibile tutto della persona che viene in studio, che mi richiede un aiuto, in modo tale che non sia un lavoro soltanto mio, ma è un lavoro di squadra. Quindi la fiducia magari in un professionista viene anche, a parte la sua preparazione, che richiede anni di studio, ma poi non si finisce mai, ti devi continuamente aggiornare, ma anche dalla cooperazione, è un gioco di squadra. Se vince il paziente ho vinto anch'io, se perde il paziente ho perso anch'io. E quindi la sua soddisfazione e il suo stato di salute che migliora sono il risultato di un percorso fatto in maniera corretta. Io ho visto il suo libro, L'arte del benessere e della nutrizione, e quando ho visto il titolo, parlava di arte, mi sono sinceramente un po' preoccupato, perché ho detto arte, forse ho sbagliato, perché associare la parola arte a un obiettivo che dovrebbe essere ricercato da tutti, quello del benessere e del nutrirsi correttamente, forse non fa per me. Come ce lo spiega l'arte di nutrirsi? Dovrebbe essere una cosa semplice. È un'arte. No, io credo essenzialmente che sia proprio un'arte. È una forma di apprendimento, no? L'arte si apprende, l'arte si studia a scuola. Come studiamo delle opere artistiche perfette, infinitamente peculiari, ognuna diversa, ognuna con le sue caratteristiche, anche le persone, anche i nostri pazienti sono così, ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha la sua vita, ognuno ha i suoi ritmi, quindi è un'arte andare incontro e conoscere il paziente, è un'arte nutrirsi, è l'arte del volersi bene anche. E non è semplice da spiegare, ma è quello che io mi sono sentita scrivendo questo libro. Il libro è piccolino, è economico, è aperto a tutti, non ha dei tecnicismi altissimi, è un libro i cui capitoli possono essere saltati, ripresi, risaltati. Se uno si annoia può lasciare un capitolo rispetto all'altro, può concentrarsi su quello che interessa. L'importante è, lo scopo fondamentale di questo libro è apposta acquisire questa conoscenza artistica dell'arte del volersi bene. Quindi c'è una... Come? Quindi c'è speranza per tutti. Assolutamente. No, quello, l'arte di amarsi e l'arte di volersi bene ce la dobbiamo avere tutti, assolutamente. Ci sono delle fasi
c'è una fase in cui dobbiamo far pace con il nostro corpo, non punirlo perché fino ad un certo punto non siamo stati poi così tanto ligi al dovere, no? Non abbiamo rispettato determinate regole basilari che ormai troviamo dappertutto, social, media, TV, continuamente appunto ci propinano continuamente programmi di benessere, di medicina, di cucina associata all'alimentazione, quindi ormai i pazienti ne sanno più di me. Quello che devono imparare è proprio apprendere questo volersi bene, riscoprire questo volersi bene. Il volersi bene è un'arte molto complessa, siamo gli artigiani di noi stessi, siamo gli artigiani della nostra salute, scolpiamo il nostro corpo, non solo in una palestra appunto definendo la massa muscolare, no? Definendo i vari gruppi muscolari, ma scolpiamo la nostra salute, ce la facciamo noi, siamo noi gli artefici, no? Arte, artefici, siamo noi i pittori del nostro quadro più bello, secondo me. Bene, benissimo. Quindi possiamo riscoprire il Raffaello, il Canova che c'è in ognuno di noi. Assolutamente sì. Ecco. Adesso siamo addentrati a qualche giorno in estate, che è il periodo in cui si ricaricano le batterie del proprio organismo per affrontare l'autunno e l'inverno. Cosa potrebbe essere opportuno mettere in atto fin da ora per arrivare pronti ad ottobre? Allora, prima di tutto io dico sempre anche ai miei pazienti che è più facile essere attenti con l'alimentazione d'estate. Allora, innanzitutto adesso sta scoppiando il caldo, fino adesso non c'è stato tantissimo caldo, ma adesso le temperature si stanno alzando. Che cosa succede? Succede che ci va un po' di meno di consumare cibi complessi, cibi che contengono molti più grassi, invece tendiamo a consumare più frutta, più verdura, più cibi freschi e questo ci aiuta. Tanti mi dicono ma io d'estate li perdo sempre quei 2-3 kg, no? Quindi se siamo un pochino in sovrappeso, ecco, è il momento ideale per ricominciare questo percorso a rimettersi in forma e già possiamo togliere qualche chilo di troppo che ci consentirà poi di stare meglio d'inverno, di iniziare a fare un'attività fisica con meno fatica, semplicemente fare anche con meno fatica le faccende di casa e soprattutto una corretta alimentazione va ad incentivare quella che è la salute del nostro microbiota intestinale. Questo è un altro mio must, un altro mio cavallo di battaglia. E dico sempre che se funziona bene l'intestino e se i batteri che popolano il nostro intestino stanno bene, il nostro sistema immunitario funziona molto molto bene. È preciso, loro sono il nostro secondo sistema immunitario, il nostro sistema immunitario si sta vedendo da tantissime recenti ricerche che non è fatto soltanto dagli organi linfoidi, timo, tonsille, linfonodi, ma è fatto anche dal nostro intestino. Il nostro intestino è abitato da delle colonie batteriche, come tutti sappiamo, dall'azione più benefica, meno benefica. Bisogna con un'alimentazione ricca di fibra, ricca di acqua, ricca di frutta e verdura, promuovere la maturazione di quelle specie con azione benefica che ci aiutano a regolarizzare l'attività del nostro intestino e sicuramente a rafforzare anche tutto quello che riguarda il nostro sistema immunitario, quindi anche le nostre prime difese a quelli che sono gli attacchi di batteri, virus. Quindi purtroppo ad oggi non sappiamo che cosa ci aspetterà in autunno anche riguardo alla pandemia che c'è stata, no? È tutto un po' in fieri e in divenire, ci sono tanti studi che ci porteranno alla luce nuove conoscenze. Dal nostro piccolo possiamo iniziare proprio così, possiamo iniziare a volerci bene e a voler bene proprio all'intestino, a quei piccoli abitanti che ci aiutano a digerire determinati cibi e che sono dei nostri aiutanti nel valorizzare e nel rafforzare quello che è il sistema immunitario. Quindi per tutte le persone che hanno un po' diciamo paura per l'arrivo del prossimo autunno, di quello che abbiamo appena passato, l'invito è ancora: cerchiamo di volerci bene nel mangiare, prepariamo il nostro corpo ad affrontare meglio l'autunno. Quindi cercate una corretta attività fisica durante il periodo così
vi preparate, vi pulite bene i polmoni e poi mangiate correttamente. Ecco, e ritornando invece all'inverno scorso, l'avevo sentita parlare al convegno nel Marrone di San Giorgio di Montagna dei valori nutrizionali di questo frutto. Noi abbiamo la fortuna di vivere in una zona dove cresce, si produce ogni genere di frutta e di verdura. Ci manca la cultura di rispettare la stagionalità dei nostri piatti. Cosa si dovrebbe fare per rimediare a questo non corretto stile alimentare? Guarda, questa è la domanda più facile che potesse farmi. Io sono una fautrice della stagionalità. Nei miei piani nutrizionali questo viene sempre rispettato. Ci sono piani estivi, piani primaverili, piani invernali, piani autunnali. Si deve assolutamente seguire la stagionalità. Purtroppo con l'avvento della grande distribuzione questo non è stato più così valido, perché per esempio troviamo le zucchine a novembre, cosa che io non ricordo di trovare, non ricordavo di trovare da piccola, ok? Poi con la coltura intensiva, la coltura in serra, i trasporti a lungo raggio, si trova un po' di tutto nei nostri supermercati. In realtà dovremmo essere noi a far cambiare il mercato, cioè la zucchina a novembre non ha gli stessi valori nutrizionali della zucchina di adesso, perché adesso è il periodo delle zucchine. E i nostri bambini, anche molto piccoli, in età di svezzamento, dovrebbero assolutamente seguire la stagionalità nel loro svezzamento. Chi è nato ad agosto poi mangerà i frutti autunnali quando farà lo svezzamento o primaverili. Chi è nato in inverno li sta assaporando. Ma vorrei dire alle mamme di non preoccuparsi di fare il brodino solo con la zucchina a novembre, ci sono altre verdure che possono essere utilizzate. Quindi siamo un po' noi a dover cambiare queste regole, no? A me piacciono tantissimo i mercati rionali, i mercati chilometro zero, i mercati dei produttori autonomi, dei piccoli produttori, perché si promuove l'economia locale, viviamo in uno stato, in una nazione, non solo nella regione Veneto, dove c'è tanta ricchezza alimentare. A volte andrebbe riscoperta l'italianità, noi siamo italiani. Io noto che alcune persone mi chiedono e altri colleghi inseriscono nei piani nutrizionali dei piatti che sono tipicamente di altre nazioni, non è nella nostra cultura consumare determinati tipi di alimenti e invece dobbiamo tornare a consumare quelli che sono i nostri. Quello che è la dieta, dobbiamo tornare a fare quello che è il patrimonio dell'UNESCO. Se la dieta mediterranea è stata promossa come patrimonio dell'UNESCO è perché fa bene alla salute, è perché promuove la salute, è perché nel bacino del Mediterraneo siamo ricchi di quegli alimenti che contribuiscono ad allungare l'età media, a farci stare meglio, a farci vivere meglio, ad essere più leggeri, a contrastare l'obesità. Quindi non ci dobbiamo incaponire nell'utilizzo di alimenti che vanno di moda, anzi deve tornare l'andare di moda l'alimento della propria regione, tipico, l'alimento della stagione. E quindi io invito tutti a consumare dai mercati rionali, dai produttori locali, soprattutto dai piccoli produttori, perché sono controllati, perché sono più attenti e perché hanno tutto l'interesse di promuovere la propria economia, magari nascente, magari invece vecchia da anni, e anzi produttori che hanno una storia lunghissima, di famiglia, di generazione in generazione, sono quelli che proprio ci garantiscono una maggiore qualità. Parlo di carni, parlo del pescivendolo che passa sotto casa con il furgoncino, parlo del signore che ha coltivato sempre i suoi pescheti, parlo di chi nella zona per esempio del Veronese coltiva da 50 anni, 60 anni i kiwi. Andate da loro a prenderli, andateci a novembre, andate a prendere la frutta fresca quando si trova. Si vedrà che poi alla fine dell'anno c'è stato un risparmio, perché non c'è risparmio nel comprare ciò che viene da fuori in diversi periodi dell'anno.
e c'è stato un guadagno sicuramente nel sapore, nel gusto e soprattutto nelle proprietà nutrizionali che questi alimenti ci possono fornire, che possiamo portare sulla nostra tavola. Quindi la mia lode è sicuramente ai piccoli produttori locali, medi, grandi produttori, purché siano locali e purché si acquisti dal territorio, purché si acquisti italiano e purché si ritorni a quella che è la dieta mediterranea, ricca di cereali, ricca di frutta, ricca di verdura, ricca di pesce, soprattutto pesce azzurro, di cui l'Adriatico è assolutamente ricco, e povera di carne rossa, perché se ne mangiava quando è stata, la vera dieta mediterranea ne comprende piuttosto poca, 1 o 2 volte a settimana massimo, e 1 o 2 volte a settimana massimo la carne bianca. E poi ci sono i legumi, i nostri cereali, che sono buonissimi, che sono gustosi e sono sanissimi. Devo dire la verità che mi è piaciuto tantissimo il suo fervore nel sostenere l'agricoltura locale. Infatti, assolutamente sì. in questo periodo sarebbe opportuno aiutare i nostri coltivatori diretti. Soprattutto in questo periodo hanno subito dei danni notevoli, quindi per far ripartire la nostra economia dobbiamo ritornare a comprare locale e dobbiamo ritornare a comprare italiano. E vi invito a contattare direttamente i coltivatori direttamente nell'azienda agricola, non aspettare che la sì. arrivi nella grande. Loro hanno assolutamente piacere di ospitarci, di fare un giro, soprattutto in questo periodo, perché vogliono far conoscere la loro azienda, non hanno nulla da nascondere, anzi sono contentissimi se noi andiamo a vedere le mucche in azienda che producono il nostro latte, sono contentissimi se noi andiamo ad assaggiare la loro carne e il loro formaggio, sono contenti i produttori di cereali se noi andiamo al mulino a comprare la loro farina, e soprattutto anche il fatto di comprare quello che veniva chiamato sfuso, cioè il pacchetto ha degli imballi sempre, degli imballaggi ci sono sempre, buttiamo via ogni settimana un sacco di buste di plastica. Se andiamo a comprare la carne già preconfezionata, la vaschetta di polistirolo, il cellophane sopra, l'etichetta di carta, e invece se andiamo dal macellaio ce la incarta con quella che era la vecchia cartoliata o comunque un similare, ce la portiamo a casa, la cuciniamo direttamente, non è passato un sacco di tempo da quando è stata tagliata quella carne e quella carne ha dei valori nutrizionali. Cerchiamo il mulino più vicino a noi, perché la farina va presa quella che serve, altrimenti fa la farfallina, altrimenti fa il bruchetto, e non ha conservanti, non è stata trattata, non ha nulla che possa nuocere alla nostra salute, non è a lunghissima conservazione. Attualmente trovare farina che fa la farfallina è difficile, perché la farina che vendono attualmente dura anche 3-4 mesi, cose impensabili anni fa. È una farina trattata, quindi non è neanche più gli insetti non ci vanno sopra quella farina lì. Visto che siamo sulla pagina economia, volevo dire che l'insalata, quella che si prende in mercato a chilometri zero, va bene, può costare leggermente di più rispetto al supermercato, ma ha una durata maggiore, perché quella del supermercato, una volta che il nylon, siccome è stata raffreddata col gas, dura 2 giorni al massimo, mentre quella fresca. Quindi cerchiamo anche l'economia domestica se vogliamo aiutare anche promuovo tantissimo l'economia locale, ma promuovo tantissimo anche l'economia domestica. Guardate, fatevi 4 conti, io invito tutti a farsi 4 conti su un taccuino, come facevano i nostri nonni. I nostri nonni compravano prodotti sfusi, la pasta non era incartata, andavano a comprare gli spaghetti, la incartavano nella cartapaglia. Quindi vuol dire che si comprava quello che serviva, siamo noi in realtà che compriamo molto di più di quello che serve. È bastato vedere tutta la corsa e la ressa che hanno fatto le persone per andare a comprare gli spaghetti e la passata di pomodoro, cosa che veniva, cioè come se fossimo in guerra, no? Come se avessimo dichiarato una guerra. In realtà c'era c'era un virus che ci stava dando molto fastidio, ma
non sono mai mancate derrate alimentari, ok? Quindi l'accumulo compulsivo porta esattamente a spendere di più e a spendere male, perché poi si comprano prodotti che non hanno valore nutrizionale. No, anche perché poi è stata un acquisto abnorme di lievito di birra e quindi prodotti pieni di carboidrati. E comunque noi viviamo nel mondo di MasterChef, quindi dove tutti sanno cucinare, peccato che non sappiano dar gusto alle cose. Io, dottoressa, la ringrazio infinitamente per la sua disponibilità. Spero che il messaggio sia arrivato a tutti i nostri ascoltatori, quindi comprare locale, comprare bene e comprare cose che hanno gusto. Io Esattamente. ringrazio tutti della disponibilità, vi auguro a tutti una buona serata e vi aspetto lunedì sera. Arrivederci, Buona dottoressa, grazie. serata. Buona serata, grazie a lei.